Una pagina dove dice in Italia 100.000 persone vivono a rischio perché c'è un rischio idrogeologico conosciuto. I raccolti dalle sottoscrizioni vengono costruiti l'asilo per la questa epoca, la scuola materna, la famiglia Le 35 attività produttive presenti danno lavoro ad oltre 3.000 persone. È un centro mondiale. Gianni Oliviera è stato la nostra guida nella prima parte della mattinata, anno 34, in questa foto Gianni c'è l'immagine anche della squadra di calcio di Longarone, tra i giocatori quello con la coppa in mano era suo fratello. Mio fratello, 24 anni, capitano della squadra. Immagino che non sia facile tornare settimanalmente, comunque con i ragazzi. Guardi, sono passati 47 anni, però il ricordo di quello che abbiamo visto, di quello che abbiamo provato, è indelebile. È come una pellicola che è stata impressionata e non si può più cancellare. Però è utile che i giovani vengano a rendersi conto. È giusto che i giovani vengano a vedere, a rendersi conto, a imparare cosa è stato il Vajont, a conoscere soprattutto questa tristissima storia, perché purtroppo non è conosciuta. Non è conosciuta volutamente, non se ne parla, perché meno se ne parla del Vajont e meglio è. Cosa devono imparare dei ragazzi che vengono a far visita a questo luogo dei ricordi? Ma io vedo dei ragazzi che accompagno, sono ragazzi quasi sempre di scuole superiori, sentono il problema e capiscono che l'uomo non doveva violentare la natura. Cioè aver voluto costruire una diga in quel posto quando tutti i geologi davano pareri negativi è stato un forzare la natura. Per cui questi ragazzi imparano che non si deve violentare la natura, però la storia del Vajont non ha insegnato niente, perché dopo il Vajont sono successe altre sciagure, pochi anni dopo la Val di Stava, Tesero, e poi Sarno, e poi l'uomo non ha imparato niente e non imparerà mai niente, malgrado queste sciagure con centinaia, migliaia di morti. I ragazzi questo messaggio lo capiscono? Sì, i ragazzi lo capiscono. E allora forse un po' di speranza forse ce l'abbiamo. Ma speriamo che ci sia, perché vedo che si interessano e quando se ne vanno vedo che nel cuore portano qualcosa di forte. Cioè se ne vanno diversi da come sono arrivati. Se ne vanno diversi, sì. E allora speriamo che questa semina dia i frutti. Speriamo che questa semina dia i suoi frutti, perché noi cerchiamo proprio di portare avanti la memoria che non vada nel dimenticatoio. Perché nei primissimi anni del Vajont non si è mai più parlato, finché è arrivato Paolini col suo monologo e da allora poi sono arrivati qui, perché gli italiani non conoscevano la storia del Vajont. L'hanno cominciata a conoscere da Paolini, poi successivamente con il film di Martinelli, e adesso migliaia e migliaia di persone arrivano su al Vajont. Calcolano che arrivino circa 100.000 persone all'anno.